Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Oltre 400 i falsi attestati scoperti durante le indagini sugli insegnanti. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Cosenza, si allarga, effettuati controlli anche nel Lametino e nel Regino. Il centro storico di Cosenza entra nel dibattito della campagna elettorale e scontro tra il presidente della regione Oliverio e il sindaco di Cosenza Occhiuto, oggetto della diatriba il finanziamento da 90 milioni di euro. Per il Ministero, la Calabria è la regione che fa registrare il più alto tasso di assenteismo. Scura, per cambiare le cose bisogna battere i pugni a Roma. Protestano i cittadini di Lamezia per la situazione definita drammatica in cui si dibatte la sanità di tutto il comprensorio lametino. Vibrata protesta dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità nel Vibonese. Si tratta dei comuni che non hanno stabilizzato i lavoratori. Buonasera dalla redazione TG10, torniamo a occuparci dell'inchiesta sui falsi insegnanti coordinata dalla Procura di Cosenza, che è destinata ad allargarsi dopo la notizia che ha riguardato il coinvolgimento di altre regioni d'Italia. Oggi quella sui numeri dei falsi attestati, dai 35 scoperti nella fase embrionale dell'inchiesta adesso si è passati a oltre 400. I controlli riguardano anche altre province, quella di Reggio Calabria e il Lamentino. Anna Franchino, sentiamo. Sarebbe partito tutto da un ufficio che si trova nella centralissima piazza Loreto a Cosenza. Sui PC dello stampatore l'elenco dei falsi insegnanti scoperto dagli inquirenti. I falsi attestati non sarebbero dunque soltanto 35, ma la lista si allunga e di molto. Oltre 400 le posizioni al vaglio dei carabinieri, che stanno confrontando curriculum e titoli di studio di docenti già messi in ruolo o di quelli presenti nelle graduatorie, in alcuni casi anche di insegnanti di sostegno che non avrebbero a questo punto i requisiti richiesti per l'insegnamento. Alcuni di loro, evidentemente colti in fallo secondo indiscrezioni, avrebbero chiesto il patteggiamento presentando formale richiesta in tribunale, ma gli inquirenti, prima di archiviare definitivamente la vicenda, stanno passando a setaccio ogni minimo elemento capace di fornire nuovi particolari. Un fenomeno che è davvero inquietante. L'inchiesta, lo ricordiamo, che lo scorso novembre ha portato a perquisizioni in vari istituti scolastici dell'intera provincia Abruzia e che sta allargandosi a macchia d'olio in tutta Italia, è partita dal dubbio di un dirigente scolastico che durante un controllo sul curriculum di un docente avrebbe riscontrato qualche anomalia. E di anomalie a questo punto ne esistono tantissime, se è vero come è vero che gli accertamenti della Procura stanno interessando anche i territori di Castrovillari, Lamezia, Cassano, Corigliano, Belvedere, Gioia Tauro e Reggio Calabria. Nel quartier generale del falso in centro città, dunque, la chiave di volta di questa storia inquietante che sta scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora. Il centro storico di Cosenza, in particolare i lavori e i finanziamenti, dunque da 90 milioni di euro, fanno litigare la politica e scontro, botta e risposta fra il presidente della regione Mario Oliverio e il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Sentiamo. Dopo i numerosi crolli che hanno interessato il centro storico di Cosenza, adesso arrivano i fondi stanziati dal Ministero che serviranno, si spera, a recuperare e riqualificare la parte antica della città dei Bruzzi. Ma mentre il governatore Oliverio loda il ministro Franceschini per lo stanziamento di 90 milioni di euro per la messa in sicurezza, il sindaco Occhiuto attacca il responsabile del Dicastero per i beni culturali. Solo proclami, dice il primo cittadino di Cosenza, la montagna, aggiunge, ha partorito un topolino. Ma veniamo ai fondi. Il comitato tecnico scientifico del MIBACT ha approvato un piano di investimenti pari a circa 600 milioni di euro per il patrimonio culturale italiano. Per quello di Cosenza e provincia sono previsti 13 milioni per chiese, palazzi e musei. Per Cosenza un totale di 8 milioni 320 mila euro. Gli interventi per la prevenzione del rischio sismico riguarderanno tra l'altro il Duomo con oltre 800 mila euro, le chiese di San Francesco d'Assisi e San Francesco di Paola oltre 1 milione e 200 mila euro, Palazzo Valdese
Paesi, sede della soprintendenza, con 200.000 euro, Palazzo degli Uffici, sede della Prefettura, quasi 2 milioni di euro, la Galleria Nazionale, ubicata nell'antico Palazzo Arnone, con ben 2.500.000 euro e la Biblioteca Nazionale con 830.000 euro. Ma per il sindaco Occhiuto si tratta di un esiguo contentino rivolto solo a strutture pubbliche senza alcun coinvolgimento del Comune riguardo a priorità e interventi considerati più urgenti e a rischio crollo. Di tenore diverso le dichiarazioni del governatore Oliverio, che riferendosi al via libera dato dalla cabina di regia all'intervento di 90 milioni per il centro storico di Cosenza, parla invece di un importante risultato per la salvaguardia, la messa in sicurezza e la valorizzazione di uno dei centri storici più importanti e qualificati del Mezzogiorno d'Italia. Insomma, tradotto in soldoni, il centro storico entra a pieno titolo nel dibattito politico della campagna elettorale. E adesso apriamo la pagina che riguarda la sanità, cominciamo a parlare di assenteismo, perché per il Ministero la Calabria a quanto pare è la regione che fa registrare il più alto tasso di assenteisti. Scura dice per cambiare le cose bisogna battere i pugni a Roma, sentiamo. Adesso anche Scura si rende conto che la sanità calabrese così non può andare avanti e lancia la sua ricetta per far cambiare le cose. Eccola, bisogna andare a Roma e battere i pugni, quindi dopo le catene di Oliverio i pugni sul tavolo del commissario. Non c'è che dire, andiamo bene, anzi malissimo. Scura si è reso conto che è venuto il momento di alzare la voce dopo che ha preso atto nel corso di un incontro con il presidente dell'INPS, Tito Boeri, che tutti o quasi gli indicatori sono sfavorevoli alla regione, come per esempio che la Calabria è prima per assenteismo in Italia ed ancora che la peggiore ASP d'Europa è quella di Reggio Calabria. Scura ha parlato anche dell'organizzazione che si sta tentando di dare all'intero sistema sanitario regionale, ma che il processo incontra molti ostacoli, e qui ha portato ad esempio il bando per il potenziamento del personale di ragioneria dell'ASP di Reggio, ma l'operazione incontra notevoli difficoltà per evidenti anomalie. Uno dei candidati, per esempio, ha riportato tra i titoli per partecipare al bando di aver collaborato con un contratto al 50% nella struttura di un consigliere regionale. Può bastare così? Questa è la situazione. Intanto a Cosenza la Procura ha aperto un'inchiesta sul decesso di una donna di 69 anni avvenuto nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. La magistratura è intervenuta dopo la denuncia dei familiari della donna. Sempre sulla sanità protestano i cittadini di Lamezia Terme per una situazione che viene definita drammatica in tutto il comprensorio lametino. Sentiamo. Non smantellate la sanità a Lamezia, il grido d'allarme lanciato questa mattina dal Comitato per la Sanità, associazioni e tanti studenti nel corso di un sit-in dinanzi all'ospedale Giovanni Paolo II. Nella struttura sanitaria, che è punto di riferimento per l'intero territorio, sono stati chiusi i reparti e, come in tanti altri nosocomi, si soffre per la carenza d'organico. Le richieste sono precise e dirette alla Regione. Ricordiamo quel documento stilato da noi, la cosiddetta piattaforma di rivendicazione, a luglio scorso, sottoscritta da tutti i sindaci dell'Interland di Lamezia Terme. Ricordiamo che questo ospedale non è solamente di Lamezia Terme, ma di tutto il comprensorio lametino, appunto. E aspettiamo di sapere quando effettivamente potrà riaprirsi il reparto di malattie infettive. A questo punto ci è stato detto che dovrebbe riaprire, ma vogliamo un termine al riguardo. Giù le mani dall'ospedale il monito delle associazioni che avevano già contattato la cittadella di Germaneto ed ottenuto l'istituzione di un tavolo tecnico che avrebbe dovuto tenersi a dicembre. In realtà il comitato non è mai stato convocato. Intanto lo stesso comitato che ha promosso la manifestazione fa il conto delle assenze. Mancano le signore anziane, i dializzati, mancano le donne incinte, mancano quelli che vivono quotidianamente le difficoltà di questa struttura sanitaria. Mancano, sì, sono venuti i giovani, ma sono anche pochi. Manca la classe politica, mancano anche i responsabili di questo scempio. Bollette dell'energia elettrica più care per aiutare, diciamo così, dare il classico aiutino, fra virgolette, ai morosi? Non è proprio così, si tratta probabilmente di una fake news, di una bufala, chiamata come volete o quasi, sentiamo. Una fake news, o meglio, una notizia data male, forse per conquistare qualche click in più, che però, come spesso accade, ha creato panico e ira tra gli utenti della rete. Si tratta della notizia che riferisce alla possibilità per i gestori dell'energia elettrica di far pagare le somme non versate agli utenti morosi a chi invece le bollette le paga regolarmente.
Un balzello da 35 euro, così si racconta in news e messaggi in circolazione su siti e social, che avrebbe appesantito e non di poco la solita bolletta bimestrale. Il Codacons ha approfondito la questione per comprendere al meglio una materia molto complicata che riguarda i cosiddetti oneri di sistema, voce inserita in bolletta e slegata dal consumo di energia. Ecco il chiarimento da parte dell'avvocato Pierpaolo Rodighiero. La notizia è una bufala, noi cittadini non dovremo pagare per i morosi e quello che è avvenuto con la messaggistica WhatsApp e che ha messo molto allarme con un prelievo di 30-35 euro a bolletta è assolutamente una notizia non vera. Vero è che i gestori, ci saranno degli aumenti che sono stati deliberati dall'autorità garante per l'energia, però sono consumi fisiologici nel rapporto contrattuale. Ricordiamo che ai cittadini può essere imposto un prelievo soltanto per imposte, tasse, tributi vari, è sempre con legge dello Stato, quindi non c'è altro ente, altra autorità che può imporre questi prelievi forzosi, quindi nessuna disperazione, nessuna allarme. Certamente le associazioni di consumatori vigileranno affinché non ci siano consumi spropositati, che comunque questi consumi mai saranno imputati a spalmare sui cittadini la morosità di coloro che naturalmente non pagano le bollette, per cui molta tranquillità da parte dei cittadini, perché questa notizia, come vi accorgerete dalle prossime bollette, è assolutamente falsa. Sono vere invece, concrete, le problematiche che riguardano gli LSU e le EPU del Vibonese che oggi hanno protestato? Vediamo. È una delle tante storie che attanagliano la Calabria e che nel Vibonese appaiono ancor più acuite: il diritto al lavoro e il diritto a veder riconosciuto quanto acquisito in anni di sacrifici. Su 4.600 precari di lungo corso in tutta la regione Calabria, un centinaio sono stati esclusi da un futuro lavorativo, e di questi in gran parte proprio nei comuni del Vibonese. Esattamente 8 comuni per una quarantina circa di lavoratori LSU e LPU, da mesi ormai senza rinnovo contrattuale. Siamo disperati, ci sono tante famiglie che sono senza uno stipendio da 2 mesi, non riescono a pagare le bollette, non riescono più a pagare il mutuo, non riusciamo più ad avere la tranquillità, la notte non si dorme, alle 3 siamo già tutti in piedi che giriamo per casa e anche la notte siamo su WhatsApp tutti quanti che discutiamo. Ormai siamo proprio allo stremo, perché sono passati 2 mesi in cui abbiamo avuto l'assicurazione da tutti, e intanto però siamo al 1° marzo e nessuno ci ha dato una soluzione. Ancora il nostro sindaco continua nel suo silenzio, non ci dà risposte, ci prende in giro, dice che è con noi, però ancora niente. Non si sta preoccupando niente, noi continuiamo a non essere pagati, ci sono famiglie che hanno il mutuo, proprio nell'indifferenza totale. È una vergogna e si vergogni. Noi vogliamo una risposta dalla politica a questo punto, perché anche i politici a livello regionale che ci dicono sempre di stare tranquilli, a oggi non hanno un risultato, una spiegazione chiara, perché ci sono ancora i soliti dubbi. Noi 20 anni che stiamo in questa situazione di precariato, adesso dobbiamo dire basta, quindi la politica si deve dare una mossa prima che si voti. La loro vertenza ha bisogno di trovare una soluzione immediata, senza ulteriori perdite di tempo, ed il sindacato li ha chiamati a raccolta nella sala consiliare del comune di Arena per concordare e promuovere una mobilitazione permanente con l'unico obiettivo di porre fine a questa ingiustificata condizione. Sicuramente ci sono delle responsabilità, poi si possono, come dire, politicamente spalmare o come dire, diplomaticamente scaricare. Fatto sta che altrove questo processo non si è inceppato, in questa realtà si è inceppato. I sindaci muovono delle loro ragioni, la regione muovono delle loro ragioni, gli stessi ministeri, in modo particolare quello della funzione pubblica nazionale, muove delle loro ragioni. I nostri 100 secondi di cronaca adesso, vediamo.
Questa mattina nel comune di Rossano sono state deferite alla procura di Castrovillari 4 persone ritenute responsabili a vario titolo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A seguito di alcune segnalazioni di un continuo andirivieni di uomini da appartamenti, gli agenti hanno individuato 2 abitazioni poste in 2 condomini nel centro cittadino di Rossano, utilizzati come vere e proprie case di appuntamento. In una di esse una cittadina cinese e nell'altra 2 ragazze di nazionalità rumena che effettuavano l'attività di meretricio. Le ragazze utilizzavano dei siti online per pubblicizzare l'attività e gli appartamenti erano presi in fitto con contratti di locazione in nero. Deferiti per favoreggiamento all'attività di prostituzione non solo i proprietari degli appartamenti ma anche altre 2 persone, un uomo ed una donna. Nascondeva in valigia numerosi oggetti in oro, fra orologi, bracciali, collane e anelli con pietre preziose sulla cui provenienza non è riuscito a fornire alcuna giustificazione. Un uomo di 39 anni è stato denunciato a Reggio Calabria per ricettazione da personale della Polari e della Guardia di Finanza in servizio nell'aeroporto dello Stretto. Il 39enne stava per imbarcarsi su un volo diretto a Milano Linate. Durante l'ispezione del bagaglio è stato trovato in possesso dei gioielli e i preziosi sono stati posti sotto sequestro. Sanzioni per un totale di oltre 100.000 euro sono state elevate nell'ambito delle attività interforze finalizzate al monitoraggio e al contrasto del fenomeno del caporalato nei comprensori della piana di Gioia Tauro e di Bovalino. Nel corso di controlli effettuati nell'area della tendopoli di San Ferdinando sono state anche scoperte e chiuse una macelleria clandestina e una rivendita alimentare abusiva. Una tragedia sul lavoro, un uomo di 61 anni, originario di Napoli ma residente a Corigliano Calabro, è morto sul colpo cadendo da una scala mentre effettuava dei lavori su un fabbricato di una ditta di materiali edili di cui era dipendente a Corigliano appunto. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto ad un'altezza di circa 3 metri battendo la testa. Nulla sono valsi i soccorsi chiamati tempestivamente. Sul posto si era recato il medico legale. La salma è già stata restituita ai familiari, in corso le indagini da parte dei carabinieri per stabilire eventuali responsabilità. E adesso andiamo a Palmi per parlare di salvaguardia ambientale. A Palmi è stato avviato il piano di risanamento ambientale da inquinamento elettromagnetico dell'area del Sant'Elia e dell'area del Belvedere, con spostamento anche dell'acquedotto, messa in sicurezza dell'esistente e dei servizi annessi e che passano anche attraverso le operazioni di dismissione di impianti e antenne. Un lavoro di programmazione è partito già lo scorso agosto. Le attività di dismissione delle numerose antenne, tralicci, cavi aerei e interrati da parte di gestori e enti su direttive dell'ente è cominciata già nei mesi di novembre e si sta concludendo in questi giorni grazie ad un lavoro quotidiano di monitoraggio e di procedure tecniche ed amministrative. Gli interventi non si fermeranno qui e sono previsti ulteriori passaggi utili al miglioramento e alla fruibilità dell'area paesaggistica e panoramica del Monte de Sant'Elia a Palmi. L'amministrazione nelle prossime settimane presenterà il progetto di bonifica e rigenerazione dell'area con la manutenzione e spostamento del nuovo impianto acquedotto e dei servizi anche grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria. E adesso parliamo di Io non ci sto, lo slogan del progetto voluto dalla Prefettura di Cosenza rivolto agli studenti per affrontare e discutere temi come la violenza contro le donne, il bullismo, la ludopatia, la droga. Il progetto ha fatto tappa a Rende, oggi l'incontro con il liceo scientifico Pitagora. Vediamo. Maria Rosaria, Melania, Antonia, Fernanda. Sono solo alcune delle vittime di violenza. Io non ci sto a vivere nella paura, è lo slogan del progetto voluto dalla Prefettura di Cosenza rivolto agli studenti dell'intero territorio provinciale per affrontare e discutere temi quali la violenza contro le donne, il bullismo, la ludopatia e la droga. Il progetto, ideato dalla Prefettura con il prezioso contributo della Presidente dell'Associazione Nazionale Interculturale Mediterranea di Cosenza, condiviso dalla magistratura e dai vertici provinciali delle forze dell'ordine. Lanciare dei messaggi serve a poco, serve invece riuscire a far uscire fuori quello che è sentire di ognuno di questi ragazzi, che sono tutti eccezionali, splendidi e avranno, ne sono certo, una vita luminosa.
Tante le testimonianze per accrescere nei giovani le conoscenze su determinati temi con un linguaggio semplice e accessibile per sensibilizzare le coscienze affinché si sconfigga il silenzio della paura. La nostra mission è quella di essere al servizio della gente, in particolar modo della gente più debole. L'invito che io faccio alle donne è di denunciare, di avere il coraggio di denunciare. È finito il tempo di avere la testa sotto la sabbia. Un progetto che ha preso il via dall'istituto frequentato da Fabiana Luzzi a Corigliano e che vede protagonisti altri 18 istituti scolastici della provincia di Cosenza, fra cui il liceo scientifico Pitagora di Rende. 1000 ragazzi oggi presenti al liceo Pitagora, una scuola che ha voluto fortemente la nostra presenza qui. Il progetto Io non ci sto è un progetto di prevenzione. Ecco perché noi andiamo nelle scuole, perché come diceva lei noi crediamo fortemente che il mutamento culturale relativamente alla violenza di genere, ma contro ogni forma di violenza che purtroppo negli ultimi tempi stiamo assistendo inermi. Pensiamo all'episodio dell'anziano a cui hanno tolto il bastone e poi pubblicato sui social il video. C'è una violenza veramente che comincia a destare un problema vero, un problema serio, e allora si riparte dalla scuola, la scuola come punto di riferimento, come presidio formativo. Apre anche a Catanzaro la sede del Movimento Difesa del Cittadino, vediamo. Il Movimento Difesa del Cittadino della Calabria amplia la propria rete regionale e l'ambito di assistenza attraverso nuove aperture di sedi e distaccamenti e la firma di protocolli d'intesa. Consulenti di assistenza legale e fiscale a sostegno delle istanze dei cittadini consumatori, esperti in materia che garantiranno una qualificata consulenza e assistenza, offrendo una tutela per le controversie con la pubblica amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici e privati. I servizi che fornirà la sede MDC di Catanzaro, che oggi abbiamo il piacere di presentare, sono quelli che facciamo in tutta Italia. Siamo presenti in 70 città italiane e forniamo servizi che vanno dalla consulenza all'assistenza a tutto ciò che sono i diritti dei cittadini. Partendo dal discorso per esempio del sovrindebitamento, che è la legge 3 del 2012, che consente appunto di salvare, come dire, da situazioni difficili le famiglie e le persone. I presidenti delle associazioni del Prodoco Calabresi e del Movimento dei Consumatori hanno siglato un importante accordo che ha l'obiettivo di promuovere in modo capillare su tutto il territorio regionale la tutela dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda i servizi in ambito turistico, con particolare attenzione ai diritti da riconoscere ai consumatori per tutto ciò che riguarda acquisti e consumi. Guardiamo adesso con attenzione le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo in Calabria. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. La nostra regione risulta ancora preda del minimo pressorio che tenderà pian piano a spostarsi verso oriente. Assisteremo quindi nelle prossime ore ad un richiamo di correnti più temperate che causeranno un aumento delle temperature soprattutto nei valori massimi. Andiamo a vedere in dettaglio le previsioni previste per le prossime 48 ore. Venerdì, in tarda mattinata, avremo un aumento graduale della nuvolosità a partire dalla Calabria centro-meridionale. Qui avremo precipitazioni che potranno anche essere forti a carattere temporalesco. Sul resto della regione cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio le piogge, che tenderanno stavolta ad essere moderate, raggiungeranno la Calabria settentrionale. Diamo ora uno sguardo al comportamento dei mari e dei venti. Venerdì su Tirreno avremo venti da sud-est da deboli a moderati, con bacini poco mossi o mossi. Anche sullo Ionio i venti saranno di scirocco ma con intensità moderata, con mari che risulteranno molto mossi. Prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché la nostra pagina Facebook al solito indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. E a proposito di maltempo, domani scuole chiuse a Gerace, lo ha disposto il sindaco Giuseppe Pezzimenti alla luce appunto dell'allerta nelle ultime protezioni civile regionale circa le previste precipitazioni piovose accompagnate da forte vento e intense scariche elettriche che dovrebbero interessare l'intero territorio comunale al fine di salvaguardare la salute degli alunni, insegnanti e operatori scolastici e anche al fine di prevenire o eliminare potenziali gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana. Dunque
Comunque apposita ordinanza è stata emanata dal sindaco Pezzimenti di Gerace. Domani, venerdì 23 febbraio, scuole chiuse nel comune di Gerace. Questa è l'ultima notizia, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, vi auguro una buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.